Benvenuti al punto, cari telespettatori, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuto anche al sindaco, il primo cittadino di Precenicco, De Nicolò Andrea. Benvenuto sindaco. Buona giornata a tutti gli spettatori di Telefriuli. Benissimo, allora cominciamo subito con un bilancio dell'anno passato. Naturalmente siete anche alle prese col bilancio comunale, no? Quindi magari se vuol dire qualcosa, opere, progetti e anche naturalmente sulla pressione fiscale. Sì, l'anno precedente non è stato facile, come possiamo immaginare, nel senso che i riflessi negativi, soprattutto nelle attività da potersi svolgere, quelle di natura culturale, quelle di natura associativa, sono state fortemente penalizzate. Nonostante ciò abbiamo voluto e abbiamo cercato a tutti i costi di mantenere invariata quella che è la pressione tributaria e fiscale, imposizioni da parte del Comune, e cercheremo di farlo anche per il 2022 in fase propositiva. Abbiamo sostenuto e sosterremo anche nel bilancio attuale le associazioni locali, perché da esse a nostro avviso ci sarà la ripartenza e aiuteranno molto a ricreare quei legami sociali e di natura comunitaria che questa necessità di distanziamento interpersonale ha fortemente limitato in questi 2 anni, ed è grazie a loro che riusciremo a ripartire insieme e collaborando attivamente. Per quanto riguarda le opere, abbiamo in cantiere diverse attività. È in partenza il nuovo centro di raccolta rifiuti, del quale la nostra amministrazione era sprovvista. Abbiamo un rifacimento di una strada comunale, di 2 strade in realtà comunali, con il superamento delle barriere architettoniche, ma è in corso proprio in queste settimane di piano di caratterizzazione un problema annoso fermo dagli anni 90 che insiste sul territorio di Precenicco, quello della discarica ex Ceramiche Girardi, del quale siamo riusciti a ottenere un primo lotto di finanziamento per il piano di caratterizzazione, dal quale si capirà come intervenire al fine di una bonifica dell'area e di un suo poi ripristino dal punto di vista ambientale. Ecco, senta, sulla pressione fiscale le tasse come sono a Precenicco? Nella media, oppure avete dovuto ritoccare qualcosa? No, abbiamo preferito nel corso di questi anni, dal 2014, da quando siamo all'amministrazione, abbiamo mantenuto invariata la pressione fiscale, addirittura riducendo in alcuni casi soprattutto l'IMU e andando a ritoccare e a mantenere costante lo 0,5 la pressione relativa all'IRPEF. Quindi abbiamo mantenuto un'invarianza di pressione tributaria locale, comunale, cercando di fare delle economie. Quindi abbiamo piuttosto rallentato quella che poteva essere la spinta propulsiva verso opere, verso rifacimenti e sistemazioni. Quindi abbiamo usato un po' il metro del buon padre di famiglia: si cerca di fare ma con parsimonia. Dove non si può spendere non si spende in sostanza, ecco. Senta, il piano nazionale di ripresa e resilienza, no, che tanto viene sbandierato dal governo, comunque sia, siamo alle prese proprio con la fase cruciale, cioè quella che nei comuni dovrebbero in qualche modo progettare e avere la possibilità di costruire o comunque di progettare delle opere importanti e valide per i comuni. Voi come siete a Precenicco? Come avete qualche idea? Siete coinvolti oppure no? Sicuramente come amministrazione ci siamo posti la domanda e stiamo guardando attivamente quelli che sono i bandi. C'è da dire però che le criticità legate al personale, che nel corso di questi anni è andato in riduzione nella maggior parte dei comuni, nel nostro caso fortunatamente siamo al tetto, diciamo così, siamo riusciti a coprire tutte le posizioni della nostra pianta organica, ma questo personale molto spesso è sottoposto a grandi pressioni, nel senso che le incombenze che nel corso di questi anni sono state trasferite dallo Stato centrale e dalla Regione agli enti locali di prossimità, cioè i comuni, sono via via aumentate, ma il personale è rimasto invariato o addirittura in molti casi è andato diminuendo. Quindi riuscire a strutturare dei bandi
e a parteciparvi nel PNRR con delle scadenze a 60 giorni tra la pubblicazione e il giorno in cui devo presentare la domanda diventa molto complicato. Sicuramente parteciperemo ad alcuni dei bandi, stiamo vedendo, ce n'è uno sui piccoli borghi rurali, ce ne sono alcuni sulla scuola, ce ne sono alcuni sulle attività teatrali e quindi sui teatri, sui cinema, però sono bandi che necessiterebbero di personale dedicato, e per avere del personale dedicato bisogna avere anche la spesa corrente per poter assumere queste persone. Quindi diciamo il PNRR ha un bagaglio economico molto interessante dal punto di vista del capitale che viene reinvestito, ma dovrebbe a mio avviso vedere anche una piccola dotazione di risorse umane per poterlo poi fattivamente realizzare. Ecco, pare che la Regione dovrà correre ai ripari e mandare qualche tecnico nei comuni appunto per seguire questi bandi affinché i soldi non vengano persi. Ma poi la Regione dovrebbe anche preoccuparsi che molti comuni, segnatamente su 215 circa, sono solo 40 segretari comunali e questo crea delle difficoltà logistiche e amministrative non da poco, no? Voi a Parcenico come siete? Col personale ha detto che siete abbastanza bene, però il segretario comunale l'avete a scavalco oppure l'avete fisso? Com'è la situazione, Sindaco? In questo momento abbiamo un segretario a scavalco, ma anche qui stiamo cercando delle soluzioni alternative che ci permettano di essere traghettati verso una stabilità. È indubbio che la situazione è grave perché si ripercuote direttamente su quelli che sono gli enti più piccoli soprattutto, e da un punto di vista della sede da parte dei segretari forse meno appetibili, oppure ci sono segretari che devono generosamente distribuirsi in 7, 8, 10 comuni, oltre ad averne uno o due titolari. E questo ovviamente riduce quella che può essere la capacità di spinta propulsiva anche dei comuni, perché il segretario comunale è un po' il tramite fra l'azione politico-amministrativa e l'azione poi degli uffici e dei vari responsabili delle aree. Quindi la mancanza di questa figura è assolutamente critica. Tant'è che nonostante i vari interventi che sono stati fatti in questi anni, ad esempio negli ultimi anni abbiamo avuto 5-6 pensionamenti e 5-6 nuovi ingressi di segretari, e probabilmente la nuova tornata di segretari che arriverà tra agosto e settembre del 2022 a seguito del concorso che è in fase di attuazione sarà un pannicello caldo, perché non riuscirà a tamponare quella che è la fuoriuscita dei segretari per quiescenza. Ecco, senta, in questi giorni abbiamo visto che c'è stato qualche problemino sul fiume Stella, no? Abbiamo sentito dalle cronache che c'è qualche attività non proprio ortodossa, cioè illegale sul fiume, no? Come l'avete presa e com'è la situazione, Sindaco? Allora, la situazione a cui si riferisce è fortunatamente appartenente a un passato recente, nel senso che è una notizia che è iniziata ad emergere circa 1 anno e mezzo fa e che a questo punto è anche fortunatamente conclusa. Sicuramente in alcune zone del fiume Stella, quelle più vicine alla laguna, ci sono state nel corso degli anni alcune opere fatte in difformità con quello che era il piano regolatore e le vigenti normative anche dal punto di vista paesaggistico, alle quali siamo intervenuti prontamente insieme alla Guardia di Finanza della città di Lignano Sabbiadoro al fine di ripristinare quello che è la legalità dell'area. Certo è che dobbiamo trovare un giusto compromesso fra quelle che sono la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e le azioni che l'uomo nel corso degli anni compie. La domanda è: vivere l'ambiente o lasciare semplicemente l'ambiente alla sua naturalezza? Io credo che nel mezzo si possa trovare un giusto compromesso, specie in queste aree che nel corso dei decenni sono state anche molto antropizzate. Ripeto, non sempre correttamente e all'interno di quello che è l'alveo della legalità. Adesso si vuole cercare di superare questa situazione e permettere
alcuni piccoli interventi minimali all'interno però di un quadro normativo certo. Ecco, allora, verso il superamento di questa situazione, poi mi pare che avete superato anche lo scoglio, vi siete anche messi d'accordo per la comunità della Riviera, della comunità, insomma, il dopo UTI, e lei mi pare che ne è il presidente. Ecco, se ne vuol parlare di questa nuova situazione che è molto importante, molto interessante per la Bassa Friulana e soprattutto per la vostra zona, insomma, no? Sì, la ringrazio per questa domanda perché la comunità è un ente di secondo livello, quindi non eletto direttamente dai cittadini, ma che vuole significare però la determinazione da parte delle amministrazioni di un territorio di collaborare insieme. Perché non era scontato che dopo la legge sulle unioni territoriali intercomunali, che era vincolante e obbligatoria per gli enti locali conferire funzioni e servizi, i comuni decidessero liberamente di conferire alcune funzioni con delle geometrie variabili. Noi crediamo fortemente che all'interno del territorio si possano realizzare delle economie di scala e dei miglioramenti di quelli che sono i servizi che poi ricadranno sul cittadino. Per cui in questa prima fase stiamo partendo da attività, chiamiamole così, di back office comunale, non che interessano direttamente i cittadini, ma già si sta iniziando a pianificare il lavoro per i prossimi anni e insieme agli altri comuni decideremo gradualmente quali funzioni è meglio gestire non più solamente a livello del singolo ente, ma a mettere in un bacino più ampio di condivisione, di esperienze, di professionalizzazione anche dal punto di vista del personale. Per esempio, siamo partiti con la centrale unica di committenza, abbiamo fatto partire il servizio Europa. Con il 1° gennaio per 5 enti è partito l'ufficio per le risorse umane, con il 1° maggio è l'intento da parte del territorio, vedremo se tutti o come per l'ufficio del personale in geometria variabile, andare verso una razionalizzazione della polizia locale, quindi mettere all'interno della comunità anche questo importante servizio che sarebbe in questo momento il più grosso poi che si va a gestire. Ma ci stiamo dando anche dei traguardi di più lungo periodo, si sta ragionando sull'ufficio informatico, si sta ragionando sull'ufficio tributi, per cui con gradualità, perché non vogliamo creare dei problemi ai cittadini, ma vogliamo dare delle soluzioni. Bene, allora, in bocca al lupo per questo nuovo incarico al sindaco di Precenicco, naturalmente che ringrazio per la sua disponibilità e cortesia a partecipare a questa trasmissione. Naturalmente io, salutando i cittadini di Precenicco e facendo i migliori auguri all'amministrazione, io vi rimando a una prossima puntata qui a Telefriuli, qui al Punto.